Domenica si celebra la seconda giornata mondiale dei poveri. Il Papa suggerisce 3 atteggiamenti: ascoltare, rispondere, liberare. Le comunità invitate a condividere la preghiera e il pranzo domenica. Nasce il Guscio dei Bimbi, struttura residenziale per le cure palliative dei bambini inguaribili, un nuovo punto di eccellenza per l'Istituto Gaslini di Genova. All'opera ancora per alcuni giorni il Genio dell'Esercito sul monte di Portofino, 10 militari al lavoro per rendere percorribile la strada per le emergenze. Nel borgo la riconoscenza dei residenti. Il lavoro che genera valore, diverse le testimonianze e le storie che hanno arricchito la presentazione del bilancio sociale del gruppo Tassano. Questa sera speciale Si può dare di più. Buongiorno a tutti e ben ritrovati al TG13. Dunque domenica prossima si celebra la seconda giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco come momento privilegiato per incontrare diverse condizioni di sofferenza ed emarginazione in cui vivono molte persone. Il Papa invita a celebrare la giornata all'insegna della gioia per la ritrovata capacità di stare insieme. Sentiamo alcuni passaggi del messaggio del Pontefice. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Le parole del salmista sono lo spunto da cui parte Papa Francesco nel messaggio per la seconda giornata mondiale dei poveri. L'ascolto, la prossimità, la vicinanza richieste dal Santo Padre anche lo scorso anno, ora vengono arricchite da un atteggiamento nuovo richiesto a tutte le comunità. Quest'anno ci invita a fare un passo ulteriore, e cioè a recuperare la comunità come quel sacramento, quel segno che rende visibile e sensibile al povero la vicinanza di Dio e rende sensibile e visibile alla comunità la vicinanza di Dio attraverso il povero. Per cui il povero diventa sacramento, diventa segno della presenza e la comunità cristiana è invitata ad essere il segno di quanto Dio sia tenero nei confronti del povero. Il Salmo caratterizza con 3 verbi l'atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. Ascolta, facendo silenzio per riconoscere la loro voce. Rispondere, come partecipazione piena d'amore alla condizione del povero. Liberare, intervenendo per restituirgli dignità. In tal senso, in questa giornata mondiale siamo invitati a dare concretezza a queste parole. E il Papa invita a fare il pranzo non tanto per i poveri, ma un pranzo che condivide la domenica con il povero. E la seconda indicazione nuova questa è di pregare non soltanto per i poveri, ma pregare secondo la preghiera del povero, che condividendo perciò pasto e preghiera. Nella misura, scrive il Papa, in cui si riesce a dare il giusto e vero senso alla ricchezza, si cresce in umanità e si diventa capaci di condivisione. Da qui l'invito di Francesco. Invita la comunità cristiana intanto di entrare in collaborazione con tante altre realtà che pure svolgono servizio, con una qualità, una densità propria, e dall'altra parte dice che proprio perché la comunità è sacramento, cioè segno, il primato va dato al Dio e al povero, cioè non si usa l'attenzione al povero per in qualche maniera presentare se stessi, ma noi scompariamo, diventiamo capaci di far emergere il primato che è quello di Dio e quello del povero. Fra le innumerevoli iniziative caritative presenti in diocesi, un servizio attivato negli ultimi anni è quello del dormitorio Casa Bruzzone di San Pier di Canne. Giovedì prossimo alle 21 al Centro Sociale San Giovanni di Chiavari si terrà una riunione rivolta a chi desidera donare un po' del proprio tempo per l'accoglienza notturna. L'incontro è rivolto a potenziali volontari dell'ambito Chiavari-Levi. Un nuovo inestimabile punto di eccellenza nell'offerta dei servizi sanitari dell'Istituto Gaslini. È stato inaugurato a Genova il Guscio dei Bimbi, una struttura residenziale per le cure palliative dei piccoli pazienti. Intitolato a Chiara Luce Badano, offre una possibilità di vita dignitosa anche nel tempo della sofferenza. Perché il Guscio dei Bimbi? Il Guscio dei Bimbi è un nome che è stato dato alla nostra struttura residenziale di cure palliative pediatriche
dopo un'attenta valutazione dei bisogni e dei desideri del personale sanitario all'interno del nostro istituto. E questo ci ha dato molte indicazioni, e soprattutto le ha date l'architetto per la realizzazione, ma soprattutto abbiamo chiesto come lo vorreste chiamare e il nome più evocato è proprio stato il guscio dei bimbi. Il guscio dei bimbi come filosofia di cura, filosofia delle cure palliative che accompagnano il bambino fragile dal reparto alla struttura residenziale di cure palliative al domicilio. Una filosofia, un approccio assistenziale che protegge, che cura e che si prende cura dei nostri neonati, bambini e adolescenti inguaribili con bisogni assistenziali complessi. Preoccuparsi della qualità di vita anche dei bambini cosiddetti inguaribili credo che possa davvero esprimere quella cifra che la persona merita in ogni fase della sua vita, anche quando magari non c'è una speranza appunto di guarigione, ma quando c'è un dovere di presa in carico, di presa in cura e di tutela, anzi forse ancora di più vista la fragilità del momento. Ecco, l'hospice è proprio questo, una tappa nella prendersi cura sempre di più e sempre meglio dei nostri piccoli pazienti. Il guscio dei bimbi è stato dedicato a Chiara. Sì, ed è una cosa per noi, una gioia grande, che è difficile da contenere, perché non ce l'aspettavamo un dono così grande per Chiara. Ma lei forse viaggia e fa queste cose qua. Qua ci sono tutti questi bimbi e questi genitori, ecco, che comprendiamo benissimo il loro dolore, ma l'unico modo è proprio darle un senso, perché è così grande poi il dolore che uno non riesce a comprenderlo, ma con questo aiuto proprio di Dio ci si fa. E allora uno ha la pace, ha il contatto, ha tutto quello che aveva prima. Non è cambiata molto, manca solo lei, ma c'è ugualmente. L'esercito rimarrà a Portofino ancora per qualche giorno. I militari del Genio sono ancora all'opera per completare la strada per l'emergenza che transita sul monte. L'obiettivo è di renderla percorribile rispettando l'ambiente. Siamo riusciti ad intervistare l'ufficiale di collegamento della brigata taurinense. Come state dando una mano alle persone di qui? Principalmente per migliorare la viabilità sulla strada che è l'unica rimasta, oltretutto, che porta da Portofino Mare alla Vetta. Lì stiamo facendo lavori di messa in sicurezza della strada, in alcuni punti dove sono venuti pure giù degli alberi col maltempo, abbiamo liberato la carreggiata, la sede stradale, abbiamo rimosso ceppi, li abbiamo sfruttati anche per fare in alcuni punti delle staccionate a protezione della strada, abbiamo rimosso quindi i detriti pure che aveva portato via, sparso e costipato della ghiaia per evitare il fango e per permettere a quei pochi mezzi che transiteranno, quelli principalmente insomma, di soccorso in caso di emergenza, che transiteranno sulla strada, di passare nella massima sicurezza. Adesso è una strada percorribile o ci vuole ancora un po' di tempo? Ad ora è già percorribile, ovviamente il transito è limitato, poi il sindaco sta regolando molto bene il traffico, però è percorribile già. Quanti siete e dove siete di base? Siamo circa 10, siamo di base proprio qui all'Hotel Nazionale, in piazza, e anche da parte della popolazione, del responsabile della struttura, stiamo avendo la massima ospitalità, quindi siamo nel meglio delle condizioni per lavorare. Ecco. Ci sono altri modi in cui aiutate la popolazione e comunque loro in qualche modo si fanno sentire anche come riconoscimento? Certo, assolutamente, riceviamo ringraziamenti quotidianamente, ogni volta che passiamo, siamo in piazza qui o di sera quando passano lì per la strada ci ringraziano di continuo. L'altro giorno c'è stato anche qualche smottamento dovuto alla pioggia che ha continuato a portare giù detriti e fango, mattino appena svegli ci siamo ritrovati ad aiutare la popolazione qui proprio nella piazza, nel centro. Da quando sarete presenti? Ancora qualche giorno, massimo una settimana che terminiamo i lavori.
I lavori alle gallerie di Moneglia proseguiranno ancora oggi pomeriggio dalle 13 alle 17. Il collegamento viario è chiuso al traffico per permettere lavori di messa in sicurezza di un muro di sostegno della strada in località Valle Grande che ha ceduto a causa della mareggiata di fine ottobre. In queste ore si sta cercando di ripristinare la massicciata di protezione. Nel pomeriggio il sindaco farà il punto della situazione con la ditta incaricata dell'intervento per decidere se riaprire le gallerie o prorogare la chiusura anche per la giornata di domani. Intanto oggi chiuderanno anche le gallerie tra Moneglia ed Eiva per verificare i lavori di messa in sicurezza della strada. L'orario di chiusura è dalle 14 alle 16. Integrazione sociale e lavoro, sono questi i valori che stanno alla base dell'attività del gruppo Tassano. Nei giorni scorsi è stato presentato il bilancio sociale 2017. Diverse le testimonianze che hanno arricchito i lavori del convegno che si è svolto all'ex convento dell'Annunziata. Sono state raccolte da Roberto Costa e saranno proposte nella puntata di Si può dare di più, in onda questa sera alle 21:10 su Telepace 1. Adesso un'anticipazione. Un bilancio sociale, questo è il secondo anno del gruppo Tassano, quale può essere il valore? I valori sono tanti, due in particolare. Il primo è che ogni bilancio sociale è un'occasione per guardarsi dentro, no? Per capire da dove si è partiti, che cosa si è raggiunto, quali sono gli obiettivi raggiunti e quali sono gli obiettivi che ci si dà. Il secondo elemento è quello di dar conto alla comunità nella quale si opera di ciò che si è fatto, e questo serve per insegnare in qualche modo, non paternalisticamente, ma dare l'idea alla comunità, che è fatta dai decisori politici, è fatta dagli utenti, che è fatta dall'ambiente in generale, qual è il valore vero di queste imprese. Impresa sociale come strada anche per i giovani? Ma assolutamente. Perché dico questo? Perché l'impresa sociale intanto è un'evoluzione della cooperazione sociale, può attirare interessi capitali e soprattutto è un'attivazione molto locale, di sviluppo locale. Oggi c'è bisogno di idee, c'è bisogno di energia, di adrenalina per affrontare anche con strumenti nuovi. Pensiamo al digitale, alla tecnologia di cui i giovani oggi padroneggiano questi strumenti e possono entrare nel mercato in maniera diversa. Oggi le domande principali della comunità sono prima di tutto il lavoro, ma anche casa, mobilità, accesso alla sanità, all'educazione, alla cura delle persone. La valorizzazione del territorio, pensate all'ambiente, all'agricoltura, cioè un valore aggiunto. Oggi si può vendere ciò che ha più valore. La sua testimonianza oggi è che bisogna lavorare sempre con il sorriso. Sì, perché conviene, perché alla fine sei più contento tu e fai felici gli altri. Il sorriso che viene dal fatto che vedi l'altro e anche il lavoro come un'opportunità di poterti donare, e questo ti rende felice. E ognuno se la spiega come vuole. Chi crede di credere pensa che sia Dio che ti dà questa forza. Chi crede di non credere pensa che sia la coscienza e la realizzazione. In ogni caso conviene andare incontro all'altro perché noi siamo fatti per amare. L'associazione Semi di Speranza Onlus ha compiuto 10 anni. Il gruppo di volontariato sociale sostiene l'opera madonnina del Grappa nelle attività caritative sul territorio di Sestri Levante e per seguire la realizzazione di progetti nella missione in Ruanda. In occasione del 10° anniversario di fondazione, l'associazione invita tutti gli amici e sostenitori sabato prossimo, 17 novembre, alle 18:30, nel santuario di Cristo Re all'interno dell'opera madonnina del Grappa per la Santa Messa, cui seguirà una cena solidale il cui ricavato servirà a sostenere le attività dell'ente. Una informazione di servizio per gli abitanti di Cogorno. Sul territorio comunale è in corso il censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato per conto dell'Istat. A differenza di precedenti rilevamenti, questa procedura coinvolge solo un campione rappresentativo della popolazione. Pertanto, i cittadini che hanno ricevuto una lettera informativa per conto dell'Istat sono invitati a prendere contatto con l'ufficio anagrafe comunale per fissare un appuntamento per una visita concordata. Attenzione però, perché alcuni cittadini che hanno già ricevuto la visita di persone non autorizzate. In questi casi è necessario verificare l'identità di chi si presenta alla porta contattando direttamente il comune. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per tutti gli aggiornamenti e lo sport.
Un paese sospeso, il titolo di Avvenire, le parole sono del presidente della CEI, il cardinale Bassetti, che apre l'assemblea dei vescovi con preoccupazione per la fragilità di territori e persone, invocando politiche di ampio respiro. Attenti, non rinneghiamo storie e valori, non ci saranno in Italia e in Europa di riserva, dice Bassetti. E poi in Yemen, con le stragi che continuano nel silenzio, centinaia di morti, l'ONU è una catastrofe vicina. Stampa libera preziosa, il richiamo del presidente Mattarella. Anche Fido e Castellati difendono l'indipendenza dei media dopo gli attacchi del Movimento 5 Stelle. Il governo manovra altri dubbi sui conti, quota 100 e taglia alle famiglie, ma da parte del governo si dice che non si cambia. E appunto vediamo all'interno di Avvenire l'assemblea dei vescovi cambia il Padre Nostro al voto sulla nuova traduzione italiana, più fedele all'originale la versione di non ci indurre in tentazioni. Al centro dell'assemblea generale della CEI aperta dal cardinale Bassetti la pubblicazione di una nuova edizione del Messale Romano, lo sguardo dei pastori sull'attualità di un paese fragile dal punto di vista culturale e valoriale. E siamo sul secolo XIX, Ponte Giuda il 15 di dicembre, esplosivi per un troncone, lavori affidati senza gara. A dirlo è il commissario straordinario Bucci, che appunto traccia la roadmap. Sto valutando i progetti, dice, il decreto in aula al Senato, la CGIL, il lavoro è a rischio, via alle infrastrutture. Bussetti, il ministro dell'istruzione, annuncia l'Ateneo Ligure tornerà presto ad assumere. E poi ancora Carige, sia l'aiuto delle altre banche, ora si punta all'aggregazione obbligazioni da 320 milioni. E siamo ai danni del maltempo, primi metri per la passerella che riapre Portofino. Lentella, cala il poker, Nizzetto e Belli in gol. Nella Lega Pro la vittoria anche contro il Pontedera. Il presidente del Genoa Preziosi, Genoa avanti con Juric, ma nel derby chiedo risultati. E poi una notizia da Rapallo, anziana dona a Rapallo al comune 1 milione di euro, ma l'eredità è contesa con un parente della anziana. E poi nel Levante, imprese balneari, danni per 3 milioni di euro, proroga dei concessioni indispensabili, categoria ricevuta dal sindaco di Rapallo Bagnasco, accesso al mutuo negato con la scadenza del 2020 e serve snellire la burocrazia. Allo studio anche una nuova imboccatura del porto, battelli partenza da ripensare, tronchi d'albero lunghi anche 12 metri hanno spaccato tutto, arrivavano dall'Entella e dal Magra. La distruzione subita di fronte alla mareggiata di 2 settimane fa potrà essere l'occasione per riprogettare la città nella sua interezza, dicono i tecnici. E siamo ad un'altra situazione di emergenza, Sestri Moneglia, gallerie chiuse per frana, massicciata da mettere in sicurezza Valle Grande. I lavori sono partiti ieri, dovrebbero concludersi oggi, domani si riapre. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Un aggiornamento di cronaca a Chiavari, intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 9 per la caduta di alcuni calcinacci e tegole nell'area di Piazza Matteotti, antistante all'ingresso del Teatro Cantero, teatro che come sappiamo è chiuso. La caduta non ha interessato nessuna persona, nessun veicolo che si trovava al di sotto. I Vigili del Fuoco con l'ausilio dell'autoscala hanno picchettato la facciata mettendo in sicurezza l'edificio. La chiamata è arrivata, la richiesta di intervento è arrivata dagli uomini della Polizia Municipale di Chiavari, che hanno presidiato l'area in modo che nessuna persona venisse coinvolta da ulteriori crolli. L'area è stata messa in sicurezza, l'intervento si è concluso intorno a metà mattinata, intorno alle 10:40. Dalla redazione è tutta, a te la linea. Grazie, siamo allo sport, il calcio, quarta vittoria consecutiva per la Virtus Entella, che nell'11ª giornata del girone A del campionato di Serie C ha vinto per 2-1 in trasferta contro il Pontedera. 0-0 il risultato del primo tempo, la ripresa è iniziata subito con il gol del vantaggio biancoceleste. Dopo un minuto Nizzetto calcia dal limite, sulla traiettoria interviene Mota Carvaglio che non tocca ma inganna il portiere avversario. Al gol del pareggio di Capone, 2 minuti dopo, risponde al 68esimo Belli, che fissa il risultato sul definitivo 2-1. 12 i punti in classifica per i biancocelesti, che devono recuperare ancora 7 gare. Domenica pomeriggio si torna in campo al Comunale contro l'Alessandria. L'intervista al mister a fine partita. Un'altra vittoria, ma un'altra partita da Serie C, possiamo chiamarla così? Sì, una partita
tra virgolette, sporca. Abbiamo cercato di imbastire azioni interessanti, importanti. Il campo è un campo particolare perché è pieno di intaso e questo non permette uno scorrimento di palla fluido. Nonostante questo abbiamo fatto, secondo me, un ottimo primo tempo, dove abbiamo creato delle potenziali situazioni importanti, cercando, ripeto, e loro invece ci allungavano continuamente ed è dura perché comunque cercavano di non farti giocare a metà campo, perché ci allungavano sempre con la difesa, i centrocampisti qualche volta hanno fatto fatica, ma la cosa che secondo me non ha funzionato tanto nel primo tempo è stato che lì davanti siamo stati un po' leziosi. Secondo tempo è cambiata un po' la musica, abbiamo trovato subito il gol e poi abbiamo avuto questi 10 minuti dove loro hanno fatto secondo me un arrembaggio vero e proprio, giocando secondo me molto bene sulle seconde palle, una squadra fisica, ben organizzata e lì davanti hanno creato qualche problema. Uno dei nostri problemi poteva essere qualche calcio piazzato, qualche calcio d'angolo e purtroppo è capitato così, però poi la squadra ha avuto una grande reazione. In questi 8 giorni, in queste 3 partite, si è avuta la netta sensazione comunque che questa squadra è perfettamente calata in quello che sarà il campionato di Serie C. Sì, ma deve essere così perché siamo in Serie C, perché abbiamo giocatori che questa categoria la conoscono, è vero che abbiamo anche tanti giovani, ma la categoria è questa e troveremo situazioni come queste, troveremo anche partite dove si giocherà un po' di più, dove le azioni potranno essere più fluide, ma la maggior parte delle partite saranno così in Serie C. Adesso c'è una settimana tipo, se vogliamo chiamarla così, quasi tipo davanti per preparare un'altra sfida difficile, quella contro l'Alessandria di domenica. Sì, tanto domani riposiamo, perché ho dato un giorno libero ai ragazzi, ora indipendentemente dal risultato, ma ne hanno bisogno, ne abbiamo un po' tutti bisogno, quindi domani si riposa, si riprende mercoledì e prepariamo la partita contro l'Alessandria. L'ex arbitro chiavarese Andrea De Marco esprime la massima solidarietà al fischietto laziale di 24 anni che ha rischiato la vita dopo essere stato aggredito al termine di una gara di calcio dei dilettanti a Roma. De Marco ha scritto così sulla sua pagina Facebook, lo vediamo insieme: solidarietà piena al giovane arbitro laziale e condanna per ogni tipo di violenza. Nel prossimo weekend nessun arbitro nel Lazio, ma non sarebbe meglio dare un segnale forte in tutta Italia e non solo nel Lazio? Un tema delicato, quello delle aggressioni ai direttori di gara, spesso in pericolo per una semplice passione. Terminiamo così questa edizione del TG13, tutte le altre notizie e servizi questa sera alle 19:15 con Tigullio Oggi. Vi ricordo che trovate sempre aggiornate le notizie sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti.